Tra le manifestazioni che si ripetono quasi quotidianamente in favore della causa palestinese e contro le drammatiche azioni militari a Gaza, anche a Venezia sono scesi nelle calli gli attivisti di vari movimenti e associazioni, unanimi nel condannare la violenza, ma anche il comportamento del governo italiano, voci che si uniscono tra loro nelle pesanti critiche al comportamento del nostro paese. È particolarmente inaccettabile in questo momento, è comprovato da più fonti internazionali che questo è un genocidio e il governo italiano continua a perseverare nel suo ignorare quello che sta accadendo in Palestina. E i centri sociali del Veneto si uniscono alla protesta dei portuali di Genova a sostegno della flottiglia e si dicono pronti a imitare la categoria dei lavoratori genovesi e a bloccare il porto di Venezia per dare un segnale concreto di lotta. Siamo pronti a bloccare il corpo e a fare quel passetto in più che adesso è necessario, quindi agire in questo momento è necessario per chiedere uno stop al genocidio immediato, per finire le atrocità che si stanno appunto perpetrando su Gaza, in Cisgiordania e soprattutto in solidarietà alla Sumud flottiglia che è partita per arrivare a Gaza. Unanime invece sostegno alla missione in corso per portare aiuti e cibo a Gaza, un'azione che va sostenuta senza titubanze. È il principale tentativo dopo la marcia su Gaza che proponiamo per appunto rompere l'assedio, ed è una flotta civile di attivisti pacifica, non violenta e assolutamente legale, che si compierà in acque internazionali e che ha appunto l'unico scopo di rompere questo assedio. Da condannare poi l'azione militare di Israele. Si definiscono indignati i militanti scesi in strada a Venezia. Inaccettabile, che avviene con il beneplacito di Trump e del suo governo e con il silenzio e la complicità del governo italiano e di tutta l'Unione Europea. È una cosa ormai inaccettabile, veramente inaccettabile.